Notte di follia, quella vissuta a Borso del Grappa all'esterno dell'Eden Garden di via Molinetto, una lite poi degenerata quando il locale era già chiuso. L'indomani quello che mostra alla luce del sole è la devastazione più assoluta. A terra vetri, cocci di bottiglie e bicchieri, cibo lanciato ovunque, macchie di sangue. La più evidente, questa sul ciglio della strada a ridosso del cancello d'ingresso al parcheggio. Ed è qui che tutto inizia. Sono circa le 4 quando alla centrale del SUEM di Crespano arriva una chiamata per un codice rosso inizialmente. Sembra un classico codice da sabato sera per una situazione di alterazione alcolica, ma quando gli operatori arrivano sul posto lo scenario è ben diverso. Sulla strada un ferito, si scoprirà poi essere stato trascinato qui. Tra i sanitari al lavoro anche il responsabile del SUEM Pedemontana Emergenza di Crespano. C'era questo sudamericano a terra, vicino alla strada, con la testa un po' pestata dagli altri connazionali, aveva del sangue, era in alterato stato di coscienza, probabilmente da alcol. I medici si concentrano sul ferito, mentre poco distante da loro si scatena il caos. Abbiamo sentito cominciare dei tafferugli e dalle parole sono arrivati i fatti degli amici che aveva l'imbarceria con pugni su macchine dove hanno distrutto dei vetri di una macchina, con urla di donne, erano circa una ventina di sudamericani che si urlavano dietro, che si menavano, pugni, calci, qualsiasi cosa. Parlavano spagnolo, quindi non si capiva neanche bene la parte degli insulti. Ci hanno chiesto di fermarci perché c'erano altri feriti più avanti. Sono andato a vedere. Volano piatti, bottiglie e bicchieri, pure il cibo, da quanto si può vedere, viene lanciato durante la rissa. Attimi concitati anche per gli stessi operatori del SUEM. Momenti di tensione, momenti dove devi stare un attimo attento perché insomma devi comunque muoverti in un territorio dove ci sono bottiglie rotte, piatti rotti, gente un po' alterata. Mentre i sanitari stanno intervenendo, attimi di tensione anche in strada. A un certo punto ho visto una macchina partire, erano sicuramente un ragazzo e una ragazza, e un'altra macchina si è fermata, era in strada, un'altra macchina li ha fermati muso con muso, sono scesi in quattro dalla macchina che li ha fermati, hanno cominciato a prendere a pugni, a calci la portiera della macchina, credo abbiano rotto il finestrino, la ragazza ha fatto a tempo a uscire, il ragazzo che era alla guida ha ingranato la marcia e ha quasi travolto gli aggressori per scappare. Poi si è girato su una rotonda per tornare verso Bassano, è passato molto vicino alla nostra ambulanza che era lì parcheggiata in parte della strada, e sono scappati uno dietro all'altro in direzione Bassano. Nel frattempo, il dottor Tommasi chiede l'intervento di un'altra ambulanza che arriva da Bassano e avverte i carabinieri.